La firma del ministro Salvini è arrivata dopo il caos omologazioni autovelox. Il decreto mira a mettere la parola fine ai contenziosi definendo i 15 modelli di apparecchi già in regola e quindi approvati. In Veneto oltre 440 i Velox. Quelli pronti, secondo una prima stima, sono 150, uno su tre. Da Anci Veneto, attraverso il presidente Mario Conte, la soddisfazione per un provvedimento che, ponendo fine alle incertezze interpretative, rafforza la sicurezza stradale e la fiducia dei cittadini nella legittimità dei controlli. Positiva, anche se critica, la posizione espressa dal Comune di Padova. È un decreto di questo genere che arriva a conclusione di un percorso molto lungo. Mi viene da pensare che se fosse stato così semplice, perché non l'abbiamo fatto prima? Si potevano evitare 1000 contenziosi, si potevano evitare dei problemi per tante amministrazioni comunali, però siccome dobbiamo guardare al positivo, dobbiamo guardare in futuro, aspettiamo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 1.0 il decreto firmato dal ministro Salvini, da cui le amministrazioni ripartiranno con i controlli degli apparecchi in dotazione. In linea di massima non dovremo avere problemi perché i nostri macchinari sono post 2017, per cui dovremo esserci, ma per noi è un momento importante questo anche perché ci consente, dopo un periodo di proroga, proprio in attesa di questo decreto, di poter finalmente bandire il bando per l'aggiudicazione, per l'acquisto quindi di tutti gli autovelox nuovi.